Ciao ragazzi, benvenuti a tutti a questo nuovo video. Ci troviamo a Bettola, più precisamente a Rigolo Chiesa. Da qui partono due percorsi, il Salto del Lupo in cui abbiamo camminato la scorsa volta. Oggi invece facciamo la parte più estesa, l'Arsenale Segreto. Ok ragazzi, ci incamminiamo, raggiungiamo il paese che c'è più avanti, Rigolo Scoglio, che dista neanche a 1 chilometro.
Non sono riuscito a capire cos'era, ma guarda il camino, che bello, sulla legna. E lì c'era una piccola cappelletta, secondo me, qualcosa del genere. Guarda, Madonna che bello. Questo è una... Ma questo c'ha 200 anni. Enorme. Sì, questo qua centinaia di... Quella chiesetta qua era tutto monastero e magari un po' di persone magari che vivevano, secondo me, probabilmente frati. E questo dovrebbe... Ti porto tutti i lavori così tu li vedi. Poi allora ha fatto le foto. Allora stiamo proseguendo lungo il sentiero l'Arsenale Segreto. Questo è comunque lo stesso percorso, l'inizio dello stesso percorso che abbiamo fatto quando abbiamo fatto il cammino, il Salto del Lupo. Stiamo per arrivare al paese di Predalbora, giornata ventosa ma molto bella.
Allora ragazzi, siamo arrivati al paese di Predalbora e anche oggi non vedo anima viva. Allora ragazzi, siamo arrivati al bivio. Se vi ricordate, da questa parte si camminava lungo il sentiero Salto del Lupo e noi oggi invece facciamo l'arsenale segreto. Vediamo se riusciamo a trovarlo. Aspettate, forse c'è qualcosa. Ragazzi, ci siamo. Eccolo qua. Mamma mia, si è nascosto. Ci siamo forse. Ragazzi, ed eccoci dentro all'arsenale segreto. Qui probabilmente i partigiani nascondevano le armi. Come vi ho fatto vedere, ci sono molti posti di questa fattispecie, molti sono in rovina. Questo è l'unico ad essere rimasto intatto nel tempo. Allora ragazzi, ci lasciamo alle spalle l'arsenale segreto, l'abbiamo trovato.
ho deciso di lasciare, di non dare indicazioni per trovare questo posto, perché come tutti i posti abbandonati poi possono esserci atti di vandalismo, quindi preferisco lasciare questo luogo ancora fermo nel tempo e nascosto nel bosco. Siamo quasi a metà tragitto perché sono 8 km. Ah, quello là. Rigolo pieno. Eh sì. E da là Ok, ci lasciamo alle spalle località La Costa e proseguiamo, siamo più o meno a metà percorso. Il Nure? Sì. Che spettacolo!
Guardate ragazzi, un'altra specie di una piccola stalletta dove probabilmente anche qua nascondevano gli armamenti. Allora, siamo arrivati praticamente sulla strada che abbiamo fatto per andare con la macchina a Rigolo Chiesa, quindi facciamo questi 4 km di strada e poi siamo arrivati alla macchina. Niente, io spero che anche questo video vi sia piaciuto. A me è piaciuto veramente tanto questo sentiero, quindi ve lo consiglio. Va bene, io vi rinnovo l'invito di iscrivervi al canale, mettervi un vi piace e ci vediamo alla prossima. Ciao belli! Rigolo Chiesa, finalmente siamo arrivati. Basta, non ce la faccio più, mamma mia, c'ho una sete che è incredibile, non ho più filo d'acqua, ma
ce l'abbiamo fatta.